Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia, le principali notizie. Movida a Catania e ancora emergenza sicurezza. Nonostante gli indispensabili controlli interforze, restano sacche di illegalità. I casi più evidenti nelle immagini che vi mostreremo in piazza Teatro Massimo e al Castello Ursino. Ma è Palermo che nel weekend si conferma capitale della violenza tra una rissa, i vandali a scuola e un raid nella casa museo di Don Puglisi. Niente ortopedici fino a giovedì al CTO di Villa Sofia Cervello a Palermo. Anche in Sicilia fuga dei medici verso il privato o addirittura all'estero. Di questo passo fra 3 anni nella nostra regione mancheranno 2.700 camici bianchi. Il ring per rinascere, incontro a Gela con Giuliana Germano, vittima di un amore tossico e ora a 27 anni campionessa europea di kickboxing. Campobello di Mazara decisa a liberarsi da pregiudizi e sospetti con cultura e spettacolo. Dopo 35 anni riapre il Teatro Olimpia, diretto da Mario Incudine, il nemico dei gadget ispirati alla mafia. Andare oltre disabilità e pregiudizi, nasce a Catania lo sportello per le famiglie con i bambini Down. Calcio, il Catania torna alla vittoria al Massimino, sconfitto il Taranto 1-0. Già mercoledì si torna in campo in casa del Monterosi, ultimo in classifica. In Serie B oggi tocca al Palermo, al Balvera i rosa cercheranno la 4ª vittoria di fila al campionato. Avversario lo Spezia, Corini conferma il tridente titolare. Palermo nel weekend si conferma ancora una volta capitale della violenza, una feroce rissa nei pressi del tribunale, poi una scuola danneggiata e ancora un raid nella casa museo di Don Puglisi. Marco Gullà. Ancora un weekend da bollino rosso sul fronte violenza a Palermo, una rissa, una scuola danneggiata e per l'ennesima volta un nuovo raid nella casa di padre Pino Puglisi, un bottino ancora più che preoccupante. Queste sono le immagini della violentissima rissa in zona tribunale. In un video diventato virale in pochissimo tempo si vedono 2 ragazzi che se le danno di santa ragione, con moltissimi ragazzi attorno a loro che cercano di sedare la lite senza riuscirci. Non si conoscono i motivi della rissa, molto probabilmente per futili motivi, e nemmeno se qualcuno dei 2 ragazzi, che ad un certo punto si vede nel filmato lottare anche per terra, sia rimasto ferito o meno. Queste sono invece le immagini che riguardano la scuola Madre Teresa di Calcutta nella zona della stazione centrale. La scuola elementare e media si è svegliata stamattina con i segni evidenti dell'assalto. Ladri e vandali sono penetrati nell'istituto, presumibilmente nelle ore notturne, e hanno vandalizzato alcune aule, furti e danneggiamenti. E poi ancora una volta presa di mira la casa di padre Pino Puglisi. Ennesimo danneggiamento a piazzetta Beato Padre Pino Puglisi. Ignoti hanno vandalizzato una fotografia che ritrae la venuta del Papa nel 2018, nel 25° anniversario del martirio del Beato Giuseppe Puglisi. Abbiamo provveduto naturalmente, come sempre, a sostituirla, a sistemarla, ma facciamo sempre appello alle istituzioni, soprattutto al Consiglio Comunale, che il 15 settembre di quest'anno si è riunito proprio in quel luogo sacro di martirio e dove avevano promesso che dovevano implementare con altre 2 telecamere di videosorveglianza. Il sindaco Roberto Lagalla, presa la notizia del nuovo raid, ha annunciato che davanti alla casa museo di padre Puglisi saranno fissate delle telecamere di videosorveglianza. I carabinieri della compagnia di bagheria nel Palermitano hanno arrestato 4 persone accusate di incendio aggravato e tentata estorsione. Un'azienda tra febbraio e aprile scorsi è stata vittima di incendi dolosi che hanno danneggiato mezzi e la stessa struttura. Secondo le indagini, a mettere a segno le intimidazioni sarebbero stati proprio i 4 arrestati, dei quali uno imparentato con il titolare. I finanzieri di Palermo hanno denunciato 74 persone sospettate di avere percepito illecitamente il reddito di cittadinanza, tra loro anche soggetti con condanne definitive, i cui parenti avevano falsificato la domanda per ottenere il reddito.
Ed eccoci a Catania, la movida è ancora emergenza sicurezza nonostante i necessari controlli interforze restano sacche di illegalità. Scooteristi che scorrazzano tra turisti in piazza Teatro Massimo e al Castello Ursino, residenti e commercianti esasperati. Tonino De Mana. Non li ferma nessuno, neanche i controlli delle forze dell'ordine che, a giudicare dai video, non sembrano mettere un freno alla movida violenta. Le immagini che vi mostriamo nel perimetro del Castello Ursino in piazza Teatro Massimo a Catania certificano che qualcosa non va dal punto di vista della sicurezza, della prevenzione e della repressione. Ed è scivolato via un altro fine settimana dove non sono mancati i controlli di carabinieri e polizia e dove non sono mancati episodi di violenza con giovinastri e teppisti in preda ai fumi dell'alcol che hanno preso d'assalto il centro storico di Catania. Mi tocca vedere situazioni di degrado assoluto e mancanza completa di sicurezza di forze dell'ordine, delle polizie. Vediamo scorazzare ragazzini e ragazzi con le moto e con le minimoto che disturbano e spaventano i turisti e sono costretti a scappare. Eppure sulle nostre teste noi vediamo che ci sono almeno 2 o 3 telecamere, ma servono realmente? Ma sinceramente credo proprio di no, perché riescono i ragazzi a nascondere le targhe. Dal Castello Ursino a piazza Teatro Massimo, zone in parte sorvegliate ed in parte no. Siamo in via del Mutilato e questo è l'unico dissuasore con una catena dei blocchi in cemento che impedisce l'accesso in piazza Teatro Massimo. Impedisce tra virgolette perché ai lati i motorini possono entrare tranquillamente e soprattutto non ci sono telecamere. Libero accesso, così gli scooter arrivano direttamente in piazza e rimangono tra sgommate, clacson e slalom tra i passanti. Una situazione insostenibile per i residenti che da anni chiedono interventi risolutivi. Il sabato sera rimane un momento di alta tensione perché anche nelle zone a traffico limitato e chiuso continuano a venire da varchi non completati motorini, moto con aria molto spavalda e provocatoria che vanno a rioccupare questi spazi. Queste bande non mollano facilmente e continuano ad avere dei punti di riferimento in locali che in parte avevano chiuso e stanno riaprendo, che vendono alcolici fino a tarda ora anche a minorenni. A terra, cocci di bottiglie in bella mostra nei pressi della fontana e con vista teatro, per una rappresentazione mortificante. Medici in fuga anche in Sicilia a vantaggio del sistema privato, è una sanità in difficoltà. In questo clima dovrebbe trovare entro il 2026 2.500 professionisti per mettere in atto una riforma che, stando così le cose, sembra sempre di più una chimera. Manlio Viola. Niente ortopedici al CTO, il centro traumatologico dell'ospedale Villa Sofia Cervello. Il pronto soccorso per politraumatizzati di Palermo tornerà ad accogliere i pazienti soltanto giovedì prossimo, dopo un intervento d'emergenza dell'assessorato alla sanità. È un caso simbolo, ma certamente non l'unico per spiegare la grave crisi di professionisti che vive la sanità siciliana. A rischio c'è il reparto pediatria di Lentini nel Siracusano. Sempre nel Siracusano non c'è servizio STEN, ovvero trasporto d'emergenza neonatale ad Avola. Manca invece il medico che permetta di mantenere il servizio 118 a Sortino. Medici ce ne sono pochi e quelli che ci sono fuggono verso contratti migliori all'estero o nella sanità privata. Secondo i risultati di un'indagine dell'Istituto Piepoli per la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici, più di 1 su 3 dichiara di non avere a disposizione tutto il tempo di cui avrebbe bisogno per occuparsi dei pazienti. Questa condizione di difficoltà spinge molti medici italiani, circa 4 su 10, a valutare l'opportunità di andare all'estero a svolgere la professione medica. In Sicilia invece sono tanti, veramente tanti, quelli che lasciano la professione pubblica per accogliere le offerte che vengono dai privati. Per coprire le esigenze di assistenza nel triennio 2024-2026 mancheranno 2.700 medici. In tutto questo arrivano i dati del rapporto Agenas sulla qualità della sanità siciliana. Per quanto riguarda l'area della chirurgia oncologica, in Sicilia le strutture con livello di qualità bassa o molto bassa raggiungono addirittura il 53%. Quelle che presentano un livello di conformità alto o molto alto rispetto allo standard sono per il 78% nel privato. Dati che mostrano tante ombre quante luci, ma soprattutto una situazione che rischia di peggiorare. Nel Partito Democratico si anima il dibattito dopo le dichiarazioni pro ponte del deputato regionale Cracolici. Così lui stesso si corregge: un'opera da sola sarebbe una cattedrale nel deserto. Luca Ciliberti.
Il ponte non è una bandiera ideologica, l'ho definito una strada e le strade non sono di destra o di sinistra, si valutano se servono e come si fanno. Una posizione animata dal buonsenso, secondo il diretto interessato, una posizione che invece non è piaciuta ai dirigenti del suo partito, che lo hanno bollato come dichiarazione a titolo personale. Il deputato regionale del Partito Democratico e presidente della Commissione regionale antimafia apre al ponte sullo Stretto. Non ne fa una questione ideologica ma di opportunità e lo ribadisce nonostante giorni di dibattito e polemiche. La polemica ha suscitato la mia dichiarazione, paradossalmente era contro il ponte, nel senso che io ho evidenziato che il governo nazionale nel promuovere questa bandiera ideologica non ci ha messo un euro e l'ha finanziato ad oggi solo con i fondi della regione siciliana. Se noi non facciamo le strade, i porti, gli aeroporti, cioè la modernizzazione e addirittura in alcuni casi la creazione di nodi infrastrutturali moderni, puoi fare tutti i ponti che vuoi, sono cattedrali nel deserto. La posizione dei Dem era stata espressa chiaramente invece dal segretario regionale Anthony Barbagallo proprio a Messina durante la festa dell'unità. Il Partito Democratico ha espresso la sua linea, che è quella della nostra segretaria nazionale, che io ho più volte ho espresso nei miei interventi in aula, anche in sede di dichiarazione di voto sul no contrario fermo del Partito Democratico al decreto legge sul ponte. Il no, secondo Barbagallo, è motivato dall'impatto ambientale della grande infrastruttura, dalle coperture finanziarie che penalizzerebbero le altre opere siciliane, fino agli emolumenti per il consiglio d'amministrazione della società Stretto di Messina. Sono Catania e Palermo i fanalini di coda nella classifica dei comuni italiani per difesa dell'ambiente, secondo il rapporto di Lega Ambiente, che valuta i dati di qualità dell'aria, di acque, rifiuti, mobilità, pulizia ed energia. Catania e Palermo sono entrambe in posizione 105 su 105, all'ultimo posto, con Caltanissetta poco più su, al 103° posto. Andiamo avanti, il ring per rinascere. A Gela, Giuliana Germano ha lottato contro la violenza di un amore tossico e ha conquistato adesso il titolo europeo di kickboxing. La sua una doppia vittoria. Il mio riscatto, proclama, dopo le violenze. Giusy Lazzara. Ha sofferto ma si è rialzata. Luciana Germano di Gela si è lasciata dietro le violenze di un amore tossico. Voleva diventare una modella, ma poi la sua vita è cambiata. Il ring è diventato la sua nuova casa. Tante ore di allenamento e la voglia di farcela. Così, a 27 anni, ha conquistato il titolo europeo di kickboxing. Stavo male perché avevo subito delle violenze fisiche. Quindi ho trovato nello sport il modo di sfogare e di riprendermi, perché questa è una sfida, ogni giorno una sfida contro me stessa. Luciana sa quanto si soffre per il dolore. La sua storia ha spinto altre donne a denunciare. Quando inizi a subire queste violenze inizialmente dici è colpa mia, magari ormai me la sono scelta, ormai non ne posso uscire, quando invece bisogna prendere consapevolezza di questo, che si può uscire benissimo e che non è colpa nostra. Imparare ad accettare le sconfitte. Lo sport è anche questo per Luciana, che ha aperto una palestra a Mazzarino e accoglie tanti giovani. Aiuto i bambini anche tramite i corsi che si svolgono qui nella mia palestra, aiutando insomma i bambini, sia i bambini timidi a far uscire il carattere, sia quelli più diciamo i bulletti a farli calmare con l'aiuto delle regole che impongo, il rispetto delle regole, della disciplina e il rispetto per il prossimo. Altre tappe di una vita di sfide per questa giovane donna rinata. Complimenti davvero. Riapre dopo 35 anni il Teatro Olimpia di Campobello di Mazara, la città dove abitava Messina Denaro. Prova a uscire dalla cappa del sospetto e del pregiudizio, partendo dalla cultura, per un rilancio di tutto il territorio. Direttore artistico Mario Incudine, già protagonista di una forte campagna contro la mafia e i gadget che la esaltano. Eva Spampinato. Campobello di Mazara, città sicura di Matteo Messina Denaro, sinonimo di latitanza, complicità, oscurantismo. Nell'immaginario di tutto il mondo il paese è coperto da un alone grigio di omertà che oggi prova ad essere squarciato dalla luce forte della cultura. Campobello riparte da qua, dal Cine Teatro Olimpia, riaperto dopo 35 anni di silenzio e polvere, perché la mafia si combatte anche così, con la cultura, per rilanciare tutto il territorio. Parola di Mario Incudine.
Il noto cantautore, già protagonista di un'accesa campagna contro i gadget a tema mafioso, nuovo direttore artistico dell'Olimpia. Noi vogliamo che il teatro sia veramente la cosa più importante per lottare la mafia, per combattere la mafia. Noi vogliamo che il teatro possa sensibilizzare una coscienza collettiva, creare massa critica e soprattutto sconfiggere la mafia grazie alla cultura. David Coco apre il cartellone con La grande menzogna di Claudio Fava. Dal musicista Sergio Cammariere a David Coco, passando per il mattatore Roberto Ciufoli e Giobbe Covatta, un cartellone di 8 spettacoli con artisti di rilevanza nazionale e internazionale che daranno una nuova prospettiva a tutta la comunità. È da lì che noi stiamo cercando di partire per ridare nuova dignità alla nostra città, che è stata molto vilipesa e martoriata per le vicissitudini che ha dovuto attraversare a suo malgrado in questi ultimi mesi. Che miscate di rabbia e d'amore. Perché un teatro aperto, attivo, vivo, significa emozione, empatia, cultura e tanta riflessione anche per le nuove generazioni. Andare oltre la disabilità, oltre i pregiudizi. Nasce a Catania uno sportello con un numero di telefono per dare sostegno alle famiglie che devono affrontare i problemi legati al mondo dei figli Down. Adelaide Barbagallo. Signora, sua figlia sarà una bambina Down. Una diagnosi spiazzante che nella gioia di una gravidanza apre un varco fatto di angoscia, paure, stress. Che fare? Stefania Massimino ha fatto la sua scelta. Non è stata semplice, perché le domande che ci poniamo, ma che cosa sarà questa bambina? Cosa riuscirà a fare? Io sarò in grado di aiutarla? E poi l'esterno, la società? E quando io non ci sarò, quali saranno le sue capacità, la sua autonomia? Quindi entri in una sorta di circolo vizioso. E devo dire anche in una sorta di solitudine, dove trovare delle risposte non è semplice. È nata un'associazione per dare supporto alle famiglie che devono affrontare tutte le problematiche legate al mondo dei Down. Le cose da fare sono tantissime, la strada è tutta in salita. E adesso c'è anche lo sportello Andare Oltre per sostenerle psicologicamente. Ok. Poi ovviamente questo motivo poi ne parlerà con le psicologhe. Andare oltre gli stereotipi, oltre i pregiudizi, perché ce n'è tanta soprattutto sulla disabilità intellettiva. Anche i ragazzi si incontrano qui. Nike ama cucire, Anna ballare, Chiara scrivere, Sofia studiare, frequenta l'università, si è iscritta in agraria. Facciamo laboratori anche montessoriani, utilizziamo anche linguaggi come la musicoterapia, come la danzaterapia. Una volta questi ragazzi si tenevano chiusi in casa, ora le famiglie e i loro figli rivendicano il diritto a stare in mezzo agli altri. Facciamo una breve pausa, tra poco il ritorno alla vittoria del Catania al Massimino e la vigilia del campionato del Palermo. State con noi. Eccoci insieme con il calcio, il Catania riprende a marciare, vittoria importante con il Taranto al Massimino e mercoledì si torna già in campo in casa del Monterosi. Marco Carli. Se sarà la svolta lo sapremo presto, già da mercoledì a Teramo con il Monterosi e domenica prossima con l'Avellino. Ma qualcosa in casa Catania, soprattutto nel secondo tempo della vittoriosa sfida col Taranto, si è vista. A parte il modulo con la difesa a 3 è l'interpretazione che fa la differenza. Ad esempio le azioni di gioco meglio costruite partono dall'inserimento dei braccetti difensivi. A sinistra è Mazzotta a combinare con Zammarini e servire Di Carmine. Il pallone sfila di poco al lato, ma serve a capire che qualcosa può succedere. E infatti da destra arriva la seconda incursione, questa volta vincente. Chiricò premia l'avanzata di Castellini ed è dal difensore che scaturisce il cross, poi Marsura appoggia e Di Carmine trasforma. Abbiamo cercato di evitare magari quelle ripartenze che subivamo con l'altro modulo, ma possiamo utilizzarle tutte e due, dipende anche da che tipo di avversario vai ad affrontare. In queste partite così possiamo avere un po' più di giocatori, magari sia esterni che dentro, perché possiamo giocare con 5 giocatori quasi sulla loro linea e quindi possiamo ottenere là un po' più spesso gli avversari. Importanti anche i ritorni come quello di Rizzo che dà in là all'azione dell'1-0, non possono mancare i legni. Nel conto con la sfortuna si iscrivono anche Curado e Dubiscas che poteva realizzare il 2-0. Tanto è vero che anche i tifosi ci giocano un po'. Per l'allenatore un corno porta fortuna, ma il talismano è stato Di Carmine. Le ultime due partite soprattutto, che quelle prime no,
ero marcato da 3 come oggi primo tempo e avendo i 2 esterni tanto larghi mi creavano pochi spazi e quindi avevo tutti gli uomini addosso. Giocando così con 2 trequartisti vicini le difese si aprono e quindi io posso ricevere più palloni giocabili in area di rigore. Il prossimo avversario per finire, il Monterosi è in coda, 2 pareggi e 7 sconfitte nelle prime 9. L'ultima ad Avellino con i laziali che sono andati in vantaggio, poi gli irpini hanno rimontato vincendo la gara 2-1 nel finale con Gori. Dopo la sosta torna in campo il Palermo che stasera al Barbera se la vedrà contro lo Spezia. Si ferma ancora Di Mariano, Corini si affiderà al tridente titolare formato da Insigne, Brunori e Di Francesco. Marco Gullà. Il Palermo vuole calare il poker di vittorie consecutive, posticipo di lusso stasera al Barbera, rosanero che cercheranno di tornare al secondo posto, ma di fronte ci sarà uno Spezia che al di là della situazione di classifica è comunque una squadra di qualità e temibile. Ancora out Di Mariano che sembrava ormai pienamente ristabilito, l'esterno del Palermo ha riportato un nuovo infortunio che lo costringerà a stare fuori almeno 2-3 settimane. Di Mariano ha riportato una lesione di primo grado al semimembranoso della coscia destra, ma a Corini le alternative non mancano e oggi contro i liguri schiererà l'artiglieria pesante, tridente con Insigne, Brunori e Di Francesco. Ho visto una squadra molto concentrata sul lavoro sia nella settimana della sosta sia in questa, che ci ha avvicinato alla partita con la piena consapevolezza dell'atteggiamento che dobbiamo avere, della volontà e della determinazione che dobbiamo mettere in campo per superare un avversario forte, di qualità, come hai detto bene tu, appena retrocesso, che nelle ultime 3 partite ha vinto una partita, ne ha pareggiate 2 ed è uscito da un momento oggettivo di difficoltà che ha avuto inizio campionato. Hanno fisicità, hanno qualità tecnica, hanno trovato una quadra importante nelle ultime partite, di conseguenza sappiamo che dobbiamo e vogliamo fare una grande prestazione per poter superare lo Spezia, perché sappiamo di affrontare un avversario che ha tante qualità. Formazione praticamente fatta con Stulaz, Henderson e Segre a centrocampo, in difesa ballottaggio Lund e Aurelio, poi spazio come sempre a Matteo, Lucioni e Ceccaroni e in porta Piacelli. Ci saranno più di 25.000 spettatori, un numero che segue il trend delle ultime partite casalinghe del Palermo, fischio d'inizio alle 20:30. Pallavolo, Perugia vince 3-0 con la Saturnia Catania nella prima giornata del campionato di Superlega contro la corazzata Umbria, campione del mondo per club in carica e fra le favorite nella corsa al tricolore, e i bianco-blu mettono però grande impegno confermando di potersi giocare fino alla fine le chance per mantenere la categoria. Il primo parziale viene vinto dai padroni di casa con il punteggio di 25-15, il secondo termina 25-18, più combattuto il terzo set con gli etnei che mantengono viva la partita fino al 22 pari, ma poi Perugia conquista 3 punti di fila e chiude vittoriosamente l'incontro. Saturnia attesa adesso dall'importante match interno di domenica alle 21 al Pala Catania con Cisterna. La sicurezza nelle nostre città. A Catania qualcosa si muove, a Palermo invece siamo alle solite, con Rizza, la scuola vandalizzata, il centro Padre Pio sfregiato, l'abbiamo appena visto. Sia chiaro, non è che sotto l'Etna tutto è in regola, abbiamo appena visto anche qui le sacche di illegalità in centro, ma qualcosa si muove. Non solo i controlli antimovida violenta, l'altro giorno c'è stato il Repulisti a San Benillo Vecchio e ancora il Comune che sarà parte civile al processo contro i facinorosi dell'ex dogana. Certo c'è tuttora molto da fare, lo ha riconosciuto per primo il sindaco trentino. In viale Tirreno, per dirne una, i poliziotti sono stati costretti alla ritirata per evitare il peggio di fronte ai teppisti che proteggevano un pregiudicato caduto a terra in motorino. E a Palermo? Perché le maxi liste non si fermano? I vandali sono all'opera puntuale e persino il nuovo molo è stato subito deturpato da chi sporca e disprezza il ben fatto. Eppure a Palermo sono attive 900 nuove telecamere. Cosa occorre in più allora? Il messaggio che arriva da Catania e che forse a volte in certi momenti è anche un appello,
è che la risposta più immediata deve essere il controllo del territorio da esercitare costantemente, stabilmente, non una tantum, non a frittata fatta dopo che è successo qualcosa. Lo sforzo deve essere maggiore e vale per Palermo come per Catania. C'è un unico obiettivo da conseguire per entrambe, perché è da lì che si comincia. Le due città più importanti e popolate della regione devono essere restituite in ogni angolo agli unici legittimi proprietari, i cittadini. Ci fermiamo qui, TG Sicilia torna alle 20, grazie, buon pomeriggio.